Posso? No. Oh. Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito, mi ha fatto molto piacere, mi fa molto piacere essere qui. Devo dire che da un po' di tempo sto diventando un friulano di adozione, perché mi capita ormai da 2 anni circa di essere abbastanza presente in questo territorio, in questa regione, no? E poi in particolare, diciamo, essere qui alla SAF, quando il vostro Presidente mi ha avvicinato e mi ha proposto di fare una serata, io ho aderito con estremo entusiasmo, quindi grazie veramente, e soprattutto anche per le belle parole che hai detto, ecco, nei miei confronti. Per carità, io riguardo alla questione Bonatti certamente non è stata una passeggiata, è stato un impegno molto prolungato praticamente per tutto il mandato della Presidenza, e quindi diciamo che però ha avuto un epilogo, una conclusione soddisfacente, non solo per me, per la verità in sé, e anche per buona parte del corpo sociale, direi tutto il corpo sociale, che ha condiviso totalmente l'impostazione che ho voluto dare a questa questione. Quindi grazie ancora. Adesso stasera mi è stato sottoposto un tema che a me è molto caro, che è poi quello dei passi alpini, ma passi alpini visti non come una descrizione geografica, del territorio delle Alpi, ma letti in una chiave geopolitica. Ecco, questo è. Oggi si sente tanto parlare di geopolitica, io mi sono occupato di antropologia storica delle Alpi da sempre, diciamo, e quindi questo tema della geopolitica dei passi alpini è sempre stato un argomento che mi ha coinvolto, attratto, affascinato, e ho cercato di verificare anche sul terreno, perché chiaramente non sono uno studioso puro, sono uno che va in montagna, che è andato in montagna, e quindi ho anche preso lo spunto per l'approfondimento di queste tematiche, e ho deciso di compiere la traversata negli anni '80 di tutto l'arco alpino, quindi da mare a mare, dal Mar Ligure all'Alto Adriatico, vero? Proprio anche per verificare di persona. Allora ero presidente del gruppo di lavoro Popolazione e Cultura della Convenzione delle Alpi. Voi sapete che la Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale che è stato sottoscritto da 8 stati dell'arco alpino, quindi 8 stati dell'arco alpino che si affacciano sull'arco alpino e che in qualche modo hanno come obiettivo quello di tutelare, salvaguardare, valorizzare il territorio alpino nell'ambito del contesto europeo. Ecco, e allora diciamo che negli anni '80 ho voluto farlo proprio passo dopo passo, arrivando fino a poca distanza da qua, passando per la cresta carnica, la traversata carnica, quindi dalle Carniche, le Giulie, fino a Monfalcone, che poi rappresenta Monfalcone, perché dice qualcuno, perché non si è andata a Trieste? Perché Monfalcone è il punto di contatto tra le Alpi e il mare. Poi dopo sono andata a Trieste, ma il punto, no, di contatto è quello, come a ovest il punto di contatto è rappresentato da Savona, Imperia, Ventimiglia, eccetera. Quindi questi sono i punti in cui le Alpi, la catena delle Alpi tocca la superficie del mare. Questo è un po' l'obiettivo che ho cercato di perseguire. E chiaramente il tema del passo è un tema affascinante, perché il tema del passo rimanda all'idea del passaggio, e quindi rompe uno schema che per tanti anni è stato, soprattutto nell'epoca antica, un tabù, cioè l'idea di considerare la catena alpina come una barriera, come una muraglia. Una muraglia certamente, vista da lontano, le Alpi sono una barriera. Se io osservo le Alpi Carniche e le Giulie dalla pianura friulana, mi appaiono come una barriera. Lo stesso vale in Piemonte, lo stesso vale da qualunque altra regione dell'arco alpino, a sud o a nord delle Alpi, ma quando ci si avvicina, io non ho immagini, ma voi frequentate la montagna, quindi sapete bene a che cosa mi riferisco. Man mano che ci si avvicina, dalla pianura, dalla fascia prealpina, eccetera, le Alpi cominciano ad apparire non più una barriera compatta, non più una muraglia, ma cominciano a lasciare intravedere dei varchi, delle aperture. Ecco, è questo un po' la grande magia dei passi. E qui i passi chiaramente fanno sì che la
catena delle Alpi, ma questo vale anche per altre montagne, per le Alpi vale molto di più, vale molto di più, però è un ribaltamento di che cosa? Dello stereotipo della barriera, no? Perché questo tema della montagna come barriera è diventato uno stereotipo, cioè un qualcosa che viene dato così per ovvio, per scontato, eccetera, ma senza che venga poi approfondito. E invece le montagne, le Alpi in particolare, sono una cerniera, ecco, non una barriera, ma una cerniera. Quindi il salto, la rottura dello stereotipo, il salto di paradigma, consiste nel passare da una visione di montagna barriera a una visione di montagna cerniera. La cerniera è ciò che unisce e la barriera è ciò che divide. Ecco, allora questa idea nei periodi storici in cui le popolazioni erano tendenzialmente omofobe, cioè avevano paura della montagna, nell'età antica, in età romana, no? Sì, anche i romani hanno attraversato certe Alpi, però avevano una visione omofoba, quindi vedevano la catena delle montagne come una muraglia, come uno steccato invalicabile, o se non tutt'al più valicabile a certe condizioni. Ecco, questa è un po' l'idea comunque anche nell'antichità, pensate a Annibale, eccetera, no? Quindi le Alpi certamente sono state attraversate. Ma non c'è dubbio che questo passaggio da una visione di barriera a una visione di cerniera ha prodotto quello che un grande geografo delle Alpi, francese, savoiardo, Paul Guichonnet, che molti di voi forse conoscono per aver letto i suoi libri, eccetera, chiama l'epoca delle Alpi aperte. Ecco, allora le Alpi non sono chiuse, sono aperte. Ci sono momenti storici in cui sono chiuse, momenti storici in cui sono aperte, però i passi fanno sì che in qualche modo siano sempre aperte. Ecco, allora noi non so quanti passi ci siano nell'Arco Alpino, sono migliaia, ci sono passi che hanno un ruolo fondamentale perché collegano attraverso lo spartiacque principale il versante sud col versante nord, oppure il versante ovest col versante est. Quindi in questo senso le Alpi, i passi rappresentano i punti di contatto tra gli opposti versanti. Ecco. Chiaramente dove i passi sono più facili da valicare e gli attraversamenti e quindi gli spostamenti delle persone sono più frequenti. Nel caso vostro, nelle Alpi orientali, l'attraversamento dei passi è molto più semplice, molto più facile che non nelle Alpi occidentali. No? Pensiamo a Tarvisio, alla Serra di Camporosso, no? Dove la quota è di 800 metri, eccetera. Quindi pensiamo alla Serra di Dobbiaco, no? Dove la quota è di 1200 metri, Brenner che è 1300 metri, Resia che è 1500 metri. Quindi nelle Alpi orientali, poi Passo Idria in qualche modo, no? L'Alpis Iulia, quella che gli antichi chiamavano l'Alpis Iulia, molto vicino, no? Che collega poi in qualche modo Trieste con Lubiana, è un punto altrettanto basso della catena alpina. E questo spiega perché le invasioni, che vengono chiamate invasioni barbariche, è vero? Attraverso dalla Pannonia, dalle pianure sarmatico-danubiane, eccetera, verso il versante friulano, giuliano, adriatico in genere, fosse molto più intenso che non nella parte occidentale, ma proprio per il fatto che dall'altra parte effettivamente l'effetto barriera è molto più accentuato che non da questa parte. Ecco, questo è il punto centrale. Ma chiaramente, ripeto, nel corso della storia ci sono stati momenti nei quali la chiusura era pressoché totale, momenti in cui invece l'apertura si è resa praticamente significativa, e questo ha dato luogo non solo all'attraversamento, perché nell'epoca orofobica, cioè nell'epoca romana, lo scopo della politica del tempo era quello di attraversare velocemente la catena, non di fermarsi. Questa è la grossa differenza. E poi vediamo cosa succede nel Basso Medioevo, perché è lì che abbiamo la grande svolta che ci consente di avere la chiave di lettura più importante, la più importante chiave di interpretazione di quello che è il paesaggio alpino e di quello che è il territorio alpino. Quindi nell'antichità, in fondo, i passi venivano usati per passaggi rapidi, per passaggi veloci.
quindi non finalizzati allo scopo di insediarsi tra le montagne. Certo, anche in epoca preistorica, anche in epoca protostorica, anche in epoca antica, no? Ci sono degli insediamenti, ma molto rarefatti. L'archeologia, la paleontologia ci restituisce questi documenti, queste testimonianze di presenze, però presenze sporadiche, quindi qui un po' molto a macchia di leopardo, ecco. Proprio perché l'intendimento era quello dell'attraversamento veloce, soprattutto in epoca romana. Quindi in epoca romana, proprio per il carattere orofobico della cultura romana, l'idea di stabilire degli insediamenti stabili e di far sì che le popolazioni si insediassero in modo definitivo era un qualcosa che non rientrava nelle loro obiettivi, nelle loro strategie territoriali. Per cui in questa ottica, cioè nell'ottica dell'attraversamento rapido, è chiaro che la montagna, cioè la catena alpina, viene percepita come un ostacolo. Ecco il concetto di barriera. Diventa un ostacolo da attraversare il più rapidamente possibile. Qualcuno può in qualche modo individuare delle analogie con quello che succede oggi, quando parliamo di grandi trafori, quando parliamo di grandi arterie di attraversamento, non di insediamento. E ora le autostrade, e ora i tunnel di base delle ferrovie, quindi anche arterie di comunicazione che non si inerpicano sul passo, ma lo sottopassano, proprio per assecondare questa esigenza dell'attraversamento veloce, che mutatis mutandis, cioè fatte le dovute distinzioni tra quello che è successo 3.000 anni fa, 2.500, e oggi però l'obiettivo è lo stesso, cioè oltrepassare questo ostacolo naturale, non amato, percepito come una barriera. Ecco, questa è un po' la concezione antica dell'attraversamento della montagna e dell'attraversamento dei passi. Questo è fondamentalmente certamente da questa parte, ho citato il passo Idria, la Serra di Camporosso, eccetera. Questi passi indubbiamente hanno conosciuto molti attraversamenti, ma non è che questi attraversamenti dessero adito alla nascita di comunità stabili all'interno delle valli, all'interno del territorio. Ecco, questo è lo scenario antico, della situazione antica. Nell'Alto Medioevo, la caduta dell'impero romano, l'affacciarsi delle popolazioni d'Oltralpe, quindi le invasioni barbariche, hanno appunto fatto dei passi, dei corridoi dove le popolazioni scendevano ma distruggevano buona parte quello che incontravano. Quindi non era una presenza costruttiva all'interno del territorio, ma era una presenza tendenzialmente distruttiva. Ecco, questa è un po' la visione. In fondo la storia dell'Alto Medioevo è quella, anche se cominciano insediamenti stabili a partire dopo la caduta dell'impero romano, cioè già dopo nel 500, nel 600 abbiamo già insediamenti, no? Nelle Alpi orientali, quindi nel nord-est, che fanno riferimento a popolazioni d'Oltralpe provenienti dalla Baviera o dall'Alemagna, quindi alemanniche e bavare, no? Pensiamo a Bolzano, già c'è un insediamento stabile intorno al 500-600 d.C., no? Ecco, la Pusteria, che insomma è una valle longitudinale e che rende accessibile l'accesso alla Valle della Drava, no? Ecco, e quindi a tutta la parte, no, orientale delle Alpi, attraverso la Serra di Dobbiaco. Questa è una valle che vede la prima formazione, la prima costruzione di masi contadini. Questo già nel 600, nel 700 d.C. E l'intendimento di questi insediamenti era quello di affermare l'avanzata degli slavi, cioè oggi forse gli sloveni, certamente, no? Attraverso il passo della Drava, perché l'Alta Val Pusteria aveva già degli insediamenti di tipo sloveno, no? Diciamo nella zona a monte di Brunico. Ecco.
per cui la nascita degli insediamenti dei masi bavari aveva la funzione di fermare l'avanzata slava e di creare quegli insediamenti tedeschi che poi hanno piano piano creato quel reticolo di masi bavari che oggi costituiscono il Sud Tirolo, l'Alto Adige, eccetera. Quindi c'è già a partire dalla caduta dell'Impero Romano comincia a delinearsi una visione di, io la chiamo porosità della montagna, porosità. E quindi l'idea che le Alpi non siano una barriera chiusa, uno steccato, ma siano una serie di valli porose, cioè attraversabili. E quindi anche qui questo discorso poi rimanda, cercherò di approfondirlo, all'idea di confine, che non è assimilabile all'idea di frontiera, perché il concetto di frontiera è un concetto più moderno, cioè il concetto di frontiera è un concetto che richiama alla geopolitica dello Stato-nazione, mentre il concetto di confine è un concetto che rimanda, come dice l'etimologia, cum finis, cioè rimanda a una visione includente e inclusiva e non escludente o positiva. Il concetto di frontiera fa parte del lessico militare, mentre il concetto di confine fa parte del lessico amministrativo. Quindi sono distinzioni che, anche se vengono talvolta percepite come sinonimi non sono per niente. E quindi nel concetto di frontiera abbiamo, diciamo, il fronteggiarsi di stati, di paesi che in qualche modo tendono a chiudere i propri confini dentro diciamo, uno steccato abbastanza diciamo, poco propenso a far sì che venga in qualche modo attraversato, quindi il bisogno di avere quello che viene chiamato il periodo delle Alpi chiuse, cioè le Alpi con la nascita degli stati nazionali si chiudono attraverso la trasformazione dell'idea di confine in idea di frontiera. Ma questo è un qualcosa che avviene già con l'avvento dell'età moderna. Prima non era così, prima c'era queste Alpi aperte dove indubbiamente i confini erano determinati dalle proprietà fondiarie, che potevano essere gli alpeggi, potevano essere i pascoli, potevano essere i campi, no? Quindi confini legati soprattutto alle attività agrarie, alle attività agricole. Ecco, questa è un po' la situazione che si viene a creare. Verso la fine dell'Alto Medioevo, quindi verso il 700, l'800 d.C., è chiaro che la Chiesa, l'istituzione ecclesiastica, viene ad acquisire un ruolo sempre più importante, perché con la caduta del potere dell'Impero Romano e quindi con il venir meno di un diciamo, potere legato a entità laiche, e a causa appunto della crisi politica che si viene a determinare con la caduta dell'Impero Romano, la Chiesa viene ad assumere un ruolo importantissimo. E questo ruolo importantissimo proprio viene giocato sugli accrocoli, sui giochi delle Alpi. Perché le Alpi? Come mai altre montagne questo ruolo l'avevano molto meno accentuato? Penso ai Pirenei, penso ai Carpazi, penso ad altre catene. Per gli Appennini il discorso è ancora diverso. Ma perché le Alpi, se voi osservate la carta geografica, rappresentano in qualche modo una spina dorsale dell'Europa. Nel senso che al centro dell'Europa c'è questa emergenza montuosa che diventa un passaggio obbligato tra nord e sud. E anche tra est e ovest, certamente, però soprattutto tra nord e sud. Perché proprio col rafforzarsi del potere ecclesiastico e con la nascita, a partire da Carlo Magno, 800, del Sacro Romano Impero, e col passaggio del Sacro Romano Impero alle grandi dinastie germaniche, e quindi Sacro Romano Impero della nazione germanica, si dice, no? Nella storia politica dell'Europa, ecco che le Alpi diventano passaggio obbligato. E questo è il punto chiave. Passaggio obbligato dalla Germania a Roma. E quindi il settore centro-orientale dell'Arco Alpino diventa estremamente strategico dal punto di vista geopolitico.
Com'è che vengono amministrate e governate? La governance delle Alpi, come si attua? Si attua attraverso quali istituzioni? 2 istituzioni fondamentali, i vescovati, nascita delle diocesi. E sapete che la Cavalcanali aveva la giurisdizione Bamberga, la Pusteria Frisinga, quindi i grandi vescovati. La nascita, l'affidamento ai vescovi del potere temporale e di controllo del territorio. Trento, Principato Vescovile, Bressanone, Salisburgo, Coira, e il controllo dei passi, ecco il punto, diventa strategico, diventa fondamentale. Ma non solo le sedi vescovili e diocesane, ma il monachesimo. Il monachesimo ha una importanza enorme, ancora più delle diocesi, ancora più delle sedi vescovili, nella governance geopolitica delle Alpi, perché la diffusione di monasteri, Ugo Jacobino, di comunità stabili, soprattutto di ordini monastici, quindi ordini stabili. Nel basso medioevo nasceranno gli ordini mendicanti, francescani, domenicani, eccetera, ma gli ordini monastici sono ordini stabili, perché una delle caratteristiche canoniche del monachesimo è la stabilitas, cioè il fatto di nascere e vivere in un monastero senza spazio. Ma questo monastero cos'è? È un'azienda economica, quindi ha un ruolo importantissimo nella gestione del territorio e di conseguenza nella viabilità, cioè sentieri, murattieri, strade. Tutta la sentieristica, tutta l'infrastrutturazione sentieristica che abbiamo nelle Alpi, che utilizziamo come escursionisti, per fare traversate, no? Per spostarsi da una valle all'altra, per salire montagne accessibili sentieristicamente, sono nate in questo periodo. I sentieri erano le autostrade del Medioevo. E quindi nel momento in cui lo spazio alpino diventa uno spazio sempre più abitato, poi vedremo perché e come, c'è necessità di vie di collegamento. C'è necessità di realizzare, costruire strade di collegamento che chiamiamo sentieri, ma possiamo chiamare murattiere con la sommeggiatura, no? L'uso della sommeggiatura, quindi il ruolo delle murattiere diventa estremamente importante e diciamo che in questo modo la montagna comincia a diventare sempre più abitata e sempre più popolata e sempre meno marginale, perché questo è il concetto che poi possiamo richiamare anche a quello che sta succedendo oggi con la modernità, in cui la montagna è diventata marginale, ma c'è stato un periodo in cui non lo era, quindi quelli che dicono che la montagna è per definizione marginale sbagliano. La marginalità della montagna è un concetto che fa riferimento non alla geografia fisica, ma alla geografia politica. Cioè ci sono state epoche storiche qui che bisogna rompere il pregiudizio, rompere lo stereotipo che si trascina da tempo, e certamente la scuola, ma anche l'università, non ha contribuito a smantellare questo stereotipo e questo pregiudizio. C'è sempre un arrière-pensée, un retropensiero nella mentalità della gente, ma anche degli amministratori, anche di chi governa il territorio, dei politici, per cui in qualche modo bisogna rassegnarsi al fatto che la montagna sia per definizione geografico-fisica un territorio marginale. Questo non è. Basta interrogare la storia politica dello spazio alpino per rendersi conto che questo non è. Lo è stato in alcuni periodi, non lo è stato in altri e così via. Allora, vi dicevo dei monasteri. I monasteri hanno un ruolo fondamentale perché di qualche modo esercitano un ruolo anche temporale, perché nel Sacro Romano Impero non c'erano soltanto i principati vescovili, ma c'erano anche le abbazie principesche, dove l'abate aveva la stessa funzione del principe vescovo e quindi governava il territorio.
governare il territorio vuol dire garantire il transito attraverso i passi, il controllo dei passi. Per cui la geopolitica delle Alpi, a partire dal VII-VIII secolo, ma soprattutto, lo vedremo, farò un riferimento chiaro a questo, dopo il 1000 lo scenario della montagna cambia in maniera radicale, proprio in conseguenza di questi fattori. Cioè, il soggetto politico di riferimento è il Sacro Romano Impero Germanico, come potrebbe essere oggi l'Unione Europea. Non a caso, quando è stata istituita l'Unione Europea, che si chiamava Comunità Europea, eccetera, eccetera, e qualche illuminato politologo, vero, l'ha definita una riedizione dell'impero carolingio. Poi non è andata proprio così, e lo vediamo tutti i giorni, ma l'idea è carolingia, cioè l'idea è del Sacro Romano Impero, cioè un'Europa dove non ci sono più frontiere interne, ma dove c'è una entità sovranazionale all'interno della quale viene garantita una certa mobilità. E quindi questo è lo scenario, il soggetto politico che viene costruito, è vero, nell'800 d.C., ma che poi si rafforza a partire dal 960 con gli Ottoni, perché questo il ruolo importante lo avranno gli imperatori Ottoni di Sassonia, quindi il casato, cioè Carlo Magno, voi sapete, poi i figli di Carlo Magno, c'è la suddivisione dell'impero e c'è un alleggerimento. Il rilancio dell'idea del Sacro Romano Impero Germanico avviene con la dinastia degli Ottoni. Ottone I di Sassonia, Ottone II di Sassonia, e poi dopo gli Ottoni intervengono la casa di Franconia, poi la casa di Svevia e poi la casa d'Asburgo, e si chiude. Con la Prima Guerra Mondiale si chiude. Quindi la gestione di questa entità europea centrata sulle Alpi è stata in qualche modo sviluppata da questi grandi casati imperiali che hanno disegnato una geografia politica delle Alpi e dell'Europa del tutto nuova, assegnando alla montagna un ruolo non di marginalità, ecco qui la prova, ma di centralità. Quello che oggi non riusciamo a fare nelle politiche della montagna. Ve lo dico perché, avendo avuto anche quel ruolo nella Convenzione delle Alpi, la Convenzione delle Alpi in qualche modo ha cercato di ripristinare, di riattivare questo ruolo centrale, non marginale, non periferico delle Alpi, vero? Facendo una convenzione internazionale, un trattato internazionale che ha coinvolto me. Ma certamente allora era molto più sentita questa esigenza. E allora i passi diventano centro. Tant'è vero che uno studioso di geografia politica tedesco, Haushofer, no? conia l'espressione di Stadtpass, cioè gli stati medievali sono stati di passo. Cosa vuol dire stato di passo? Vuol dire che il centro dell'entità è rappresentato dal passo. Il passo alpino, in quanto luogo di porosità e di attraversamento, non è la periferia dell'impero, ma il centro. Questo è. E questo ruolo di centralità viene garantito dai soggetti politici chiamati alla governance del territorio. Questi enti ecclesiastici, come appunto i vescovati, come le abbazie, no? Che hanno una vicinanza rispetto all'imperatore che vive lontano, ma questi soggetti politici hanno una presenza continua, diuturna, quotidiana sul territorio e quindi da vicino possono governarlo, possono amministrarlo. Un esempio di Stadtpass che rispecchia questa concezione, dov'è che lo abbiamo? Nella Val Canale. Nella Val Canale. Cioè fino alla Prima Guerra Mondiale la maggior parte delle entità statuali delle Alpi erano entità a scavalco dei passi.
non si fermavano sui passi. E quindi il territorio del Sud Carinzia, da Pontebba fino a Tarvisio, a Coccao, eccetera, rientra in questa geopolitica dello Stato di passo, nella Valle dell'Adige e Brennero, piuttosto che Regia, piuttosto che la Serra di Dobbiaco. Ma questo accade anche nelle Alpi occidentali. Adesso io non vado a parlare perché sono lontane da questo tema, però anche lì esiste lo stesso problema. E che poi con l'avvento della modernità si è sfaldato. E sfaldandosi la montagna alpina diventa sempre più periferica e sempre più marginale. Ecco, questo è diciamo, l'anno secolo fondamentale che ha segnato lo spartiacque cronologico tra una visione ancora alto medievale, quindi di una presenza umana molto rarefatta nello spazio alpino, e invece il basso medioevo, che è il secolo più importante nella storia delle Alpi, cioè il periodo che va dal 1000 al 1400. Quello che chiamiamo, gli storici chiamano basso medioevo o tardo medioevo. L'anno 1000 è stato un anno cruciale, si aveva paura della fine del mondo, 1000 non più 1000, no? E allora la gente scappava in montagna, perché la montagna nell'immaginario collettivo è sempre stata rappresentata e percepita come un luogo di libertà e come un luogo di salvezza. Quindi come un luogo dove dirigere la fuga, anche durante le grandi epidemie, pandemie, ritornate di attualità. Io ho fatto, in occasione della pandemia recente di Covid, una piccola ricerca, analisi, eccetera, su quali sono stati gli effetti e le strategie, no? Di fronte a fenomeni di tipo epidemico nel corso della vita. Ci sono tanti riscontri che lasciano a bocca aperta, no? E che ti fanno capire come c'è una ciclicità della storia. Cioè, oggi abbiamo tanti strumenti a disposizione, scientifici, tecnologici, eccetera, però le risposte psicologiche e culturali sono simili. Ecco, quindi il 1000 dobbiamo pensarlo come un grande spartiacque cronologico, dove la visione della montagna cambia in maniera radicale. Non cambia in negativo, in peius, cambia in meius, cioè cambia in positivo. Perché? E allora ritorniamo, perché i decisori politici del tempo, e cioè gli ecclesiastici, vescovi o abati, avevano capito che di fronte alla crisi demografica che si veniva delineando, perché dopo la fine dell'anno 1000 c'è una crescita esponenziale della popolazione, perché venuta meno la paura della fine del mondo, la gente comincia a fare famiglia, comincia a diffondersi, a riprodursi in maniera più consistente. E allora esiste il problema delle risorse. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Il problema della disponibilità delle risorse. Dove andare a cercare le risorse per le popolazioni europee? Andare a cercare in quei territori che non erano coltivati. Cercare in quei territori che erano, oggi diremmo, caratterizzati da una dominanza della wilderness, cioè della natura selvaggia. E allora lì si doveva intervenire. Si doveva intervenire mettendo mano alle cosiddette politiche di dissodamento. Questi decisori politici avranno la grande lungimiranza, che spesso i nostri non hanno, di vedere nella montagna un territorio disponibile all'insediamento stabile e quindi a uno sfruttamento in altitudine sempre maggiore. In ciò facilitati, e adesso vediamo un altro fenomeno di ciclicità storica, facilitati dal cambiamento climatico. Ma guarda un po', facilitati da un fenomeno che è quello del riscaldamento climatico.
Io non mi pronuncio sull'attuale, perché non so quando finirà, quanto durerà, che intensità avrà, ma su quello che è accaduto nella storia, sì, perché ieri abbiamo visto i documenti. Per quanto concerne la preistoria e la protostoria, abbiamo i reperti archeologici o le analisi al carbonio 14, no? Usando le sofisticate tecnologie tecnoscientifiche. Per quanto concerne invece il basso medioevo, abbiamo le fonti storiche. Questo è il punto. Quindi gli elementi li abbiamo. Per il basso medioevo, chiaramente, è un'epoca di civilizzazione, abbiamo le fonti storiche. Chi sono i depositari della cultura del tempo? Ma guarda un po', i monaci. E chiaramente le testimonianze ci sono, molte sono andate perdute, molte però ci sono. Storici del calibro di Emmanuel Rolla-Durie, il maggiore esponente della scuola storiografica francese, in 2 volumi ci ha consegnato una dettagliata cronistoria del cambiamento climatico che ha interessato il periodo compreso tra il 1180 e la fine del 1200. Quindi 150 anni in cui c'è un surriscaldamento che porta a che cosa? Porta a rendere transitabili anche i passi più alti. Ecco qui. Porta a un arretramento esponenziale dei ghiacciai fino alla sparizione dei bacini ablatori, cioè le lingue. Rimangono piccole nicchie glaciali dei bacini collettori, quelle che vedrete di tipo pirenaico. E ora questo porta a un innalzamento della vegetazione, quello più o meno che sta succedendo oggi. Allora noi non sappiamo che cosa nei dettagli, no? Perché diciamo che è una storia più particolareggiata della quotidianità di villaggio l'abbiamo dopo il Concilio di Trento, quando il Concilio di Trento sancisce che i pievani, cioè i parroci dei paesi, debbano redigere lo status animarum, cioè il diario di quello che accade giorno per giorno. Non solo il saldo demografico, le nascite, le morti, eccetera, ma anche se piove, se grandina, se nevica, no? Se ci sono delle frane, se ci sono, insomma, tutti gli eventi che riguardano una comunità di villaggio nel corso della giornata. Prima non li abbiamo. Prima abbiamo soltanto testimonianza di qualche pievano, cioè di qualche parroco, che aveva passione, interesse per queste cose e lo scrive. Abbiamo dei diari molto interessanti. Però sta di fatto che questo cambiamento climatico che ha interessato l'Europa alpina tra il 1180 e la fine del 1200, perché poi nel 1300 abbiamo di nuovo una fase discendente, ha portato in qualche modo a rendere fruibili terreni che prima non erano fruibili. E allora allora abbiamo, ecco, state molto attenti, c'è un parallelismo che mi lascia talvolta, abbiamo una concomitanza dei fattori. Abbiamo il fattore geopolitico che interagisce col fattore climatico. Cosa vuol dire questo? Il fattore geopolitico, l'interesse della politica del tempo a ampliare le aree insediative e di sfruttamento agricolo o agro-silvopastorale. Questo è l'interesse geopolitico. Controllo dei passi, centralità dei passi, non marginalità dei passi, centralità dei passi. Dall'altro, cambiamento climatico. E da lì nel 1100 parte tutto, perché nel 1100 cominciano a essere redatti degli statuti, le carte di regola, no? A organizzarsi le vicinie, no? Anche nella Carnia ci sono, no? Molte vicinie o vicini, eccetera, nell'Alpezzano, nel Cadore, nel Comerico, eccetera, eccetera. No? Quindi a organizzazioni sociali, a comunità che si organizzano socialmente su base statutaria. Ma su base statutaria perché? Qualcuno può dire, ma i contadini non erano dei poveri cristi? In pianura, ma in montagna no. In montagna no perché è qui
viene fuori quell'aspetto che i storici delle Alpi mettono bene in evidenza, ma che non è conosciuto dall'opinione pubblica, perché anche la manualistica scolastica è carente da questo. Se non sei uno specialista non è che sai queste cose, a scuola non ce le dicano, no? Ecco. Allora, che cosa consiste il paradosso alpino? È la lungimiranza della geopolitica del tempo, cioè dei decisori politici. Quello di dire, stante così le cose, stante il ruolo strategico dei passi, stante il cambiamento climatico in atto, se gruppi di contadini sono disponibili a dissodare terreni incolti, cioè i terreni selvaggi, ricevono come compensazione, che cosa? La capacità di autodeterminarsi, cioè la capacità di autogoverno. Questo è l'incipit dell'autonomismo alpino, delle province, delle regioni autonome, eccetera, delle entità autonome, dell'autogoverno delle comunità alpine. Questo è. E non a caso questi contratti che vengono stipulati tra i proprietari dei fondi, i decisori politici, eccetera, si chiamano contratti di dissodamento, libertà di dissodamento. Cosa vuol dire libertà di dissodamento? Vuol dire che se ti impegni contrattualmente, che tipo di contrattualistica? Ci sono due tipi, contratti d'affitto ereditario a canone immutato, ad esempio nella zona del Tirolo, no? Ma in parte anche nella Carinzia, nell'Alta Carinzia, eccetera, a canone immutato, che praticamente vuol dire che è quasi una donazione, perché il proprietario del fondo si riserva la nuda proprietà, ma l'usufrutto viene devoluto a favore dei dissodatori. E i dissodatori acquistano, cioè questi contadini dissodatori, che avevano il compito di trasformare la selva in prati, campi e boschi addomesticati. La selva è ciò che non è addomesticato, no? È la selva scura di cui parla Dante nella Divina Commedia, no? Ecco, la selva nera, si usa anche l'espressione selva nera. In Germania c'è la foresta nera, no? Ecco, invece il bosco no, il bosco è una selva addomesticata e quindi richiede l'intervento dell'uomo e quindi l'azione di dissodamento. Allora, è qui che scatta la differenza tra la condizione di vita dei contadini di montagna e quelli dei contadini di pianura. Perché i contadini di pianura non possono beneficiare di queste prerogative, di questi privilegi. Si parla di privilegi. Le autonomie sono privilegi, che spesso non vengono capiti da chi non vive nei territori di montagna, ma sono privilegi giustificati dal fatto di far sì che gruppi di persone, famiglie, nuclei familiari, fuochi, come si diceva, si impegnassero nel lavoro di dissodamento. E questo è il vero elemento di rottura che cambia lo scenario del territorio alpino. E quindi le libertà di dissodamento trasformano i contadini di montagna, che hanno deciso di insediarsi in forza, in virtù di questa contrattualistica favorevole, in uomini liberi. Oggi i sociologi chiamerebbero, o i politologi chiamerebbero questa condizione un ascensore sociale, cioè dalla condizione di servo, che erano i servi dei monasteri, dalla condizione di servo scatti alla condizione di uomo libero. E questa è una rivoluzione. Rientra nella cosiddetta rivoluzione agraria, rivoluzione rurale, tardo medievale, che trasforma le comunità alpine in comunità di uomini liberi. Qui ci sono i testi in latino molto chiari, io ne ho letti tanti, no? Basta andare negli archivi, si trovano, no? Liberi homines, no? Ecco, è scritto. E poi ci sono questi contratti, ut denemore fiat novare, cioè la foresta la trasforma in nuovo dissodamento, attraverso l'esbosco, cioè il deradicamento, attraverso non il taglio raso, ma attraverso l'eliminazione delle radici e quindi la trasformazione in prati e pascoli. Ut denemore fiat novare. Novare, nella toponomastica, i novali sono i nuovi dissodamenti.
che ad esempio in Alto Adige si chiamano Raut o Ried, ma sono i novali, nuovi dissodamenti. Ut de terra inedificata e deficiente, quindi una terra non costruita, selvaggia, incustodita, diventa edificata. E poi l'ultima frase del contratto è ut melioretur, cioè affinché venga migliorato, che in pratica è l'applicazione nel diritto agrario dell'enfiteusi, cioè del principio del diritto al miglioramento del fondo, che sono istituti presenti nel diritto romano, ma che poi, contaminandosi col diritto consuetudinario di matrice germanica, danno luogo al diritto medievale dei coloni. Questo è il diritto medievale dei coloni, Kolonienrecht in tedesco, Kolonienrecht. Quindi il diritto dei coloni, cioè di dissodatori liberi che in forza dell'immane lavoro di dissodamento recidano i vincoli feudali di sottomissione al signore feudale. E qui si crea una grande divaricazione tra le terre alte e le terre basse, anche nelle stesse valli. La parte bassa delle valli risente dell'influenza delle pianure prospicenti, la parte medio-alta delle valli no. Tant'è vero che le autonomie aumentavano, le forme di autogoverno, i privilegi aumentavano man mano che ci si alzava in quota. Il mio caro amico storico definiva questa condizione l'aristocrazia delle curve di livello. Le curve di livello. L'aristocrazia delle curve di livello, cioè i coloni dissodatori sono l'aristocrazia delle curve di livello. Questo cosa implica? Qual è la ricaduta di questo? A parte le condizioni economiche, la libertà di governare il territorio, eccetera, eccetera, no? E quindi le facilitazioni, eccetera. Ma anche la necessità di istruirsi. Perché quello che è che rappresenta lo scandalo per la modernità, no? Cioè l'età moderna nasce dal presupposto falso che la gente di montagna sia più ignorante della gente di pianura, cosa che invece è esattamente l'opposto. Da un'analisi abbastanza dettagliata di quelle che erano le condizioni della scolarizzazione e della culturazione delle terre alte risulta che in buona parte delle comunità alpine in pratica non esistesse l'analfabetismo, quindi la scolarizzazione, no? L'alfabetizzazione fosse una pratica diffusa. Chi è che curava l'alfabetizzazione? Potete immaginare, il monachesimo, le scuole monastiche, perché poi questi contadini dissodatori erano i contadini dei monaci, in buona parte, che da servi diventavano liberi uomini. Quindi qui è veramente una grande rivoluzione. Il picco di questa rivoluzione, l'età aurea della storia della civilizzazione alpina, è il 1200, cioè il XIII secolo, in cui nel XIII secolo c'è una proliferazione su tutto l'arco alpino di queste comunità libere, riconosciute come tali dai signori territoriali. Quindi è un fenomeno che si diffonde in maniera molto, molto, molto capillare. Chiaramente gli ecclesiastici, fossero vescovi o fossero abati, per gestire, diciamo, gli interessi economici e politici si avvalevano del braccio secolare. Cioè si avvalevano di casati laici che svolgevano le procurazie, cioè il lavoro di avogadria, i diritti di avogadria, cioè avvocati, difensori della parte economica e della parte militare, cioè della difesa del territorio. Conti del Tirolo, piuttosto che, no? Ecco, abbiamo diversi insomma, esempi in tutto l'arco alpino. Allora questo tipo di organizzazione fa sì che appunto piano piano si costruisca un mosaico all'interno dell'area alpina rappresentato da queste caselle, eccetera, eccetera, eccetera. Dimmi come i tempi sono, devo chiudere. Allora, il 1200 rappresenta l'età aurea, cioè quella di Chaumet dice le Alpi più aperte che ci fossero, più di oggi. Perché guardate che la gente si spostava, non è che stessero lì chiusi, ancorati nel proprio hortus conclusus,
si spostava attraverso i sentieri, si spostava attraverso le murattiere, ma si spostava attraverso sempre i valichi, non scendendo in pianura. Se io volevo andare dalla Carnia all'Alto Adige, non passavo dalla pianura veneta o dalla pianura friulana. E questo è il concetto importante, per cui la montagna alpina diventa un pianeta a sé stante, che interagisce con la pianura dove sta commerciale, ma non dal punto di vista della governance. E questo è il punto centrale. Quando si parla di autonomie alpine, bisogna riflettere su queste cose. Quelle che funzionano di più ancora oggi sono quelle che riguardano territori interamente montani. Il Friuli Venezia Giulia è una regione mista, è autonoma, ma c'è un pezzo di pianura e un pezzo di montagna. Mentre il modello tardo-medievale, che poi è quello che funziona di più, ancora la genitalia, cioè la provincia di Bolzano, la provincia di Trento e la regione autonoma della Valle d'Aosta, sono quelle che sono caratterizzate da territori interamente montani. Perché nel territorio interamente montano il modello di governance è un modello tarato sul territorio di montagna. Nelle regioni miste non è così, perché nelle regioni miste la montagna diventa la periferia. Vedete il caso della Carnia, no? Lo spopolamento della Carnia, e quindi è abbastanza significativo, ma questo vale per tutto l'arco alpino dove ci sono regioni miste. Dove ci sono invece regioni non miste, cioè interamente montane, c'è stato anche un freno allo spopolamento. Dati statistici ormai. Quindi le cose tornano. Allora, questo 1200 rappresenta il massimo. Molte malghe caricate durante il periodo estivo diventano masi permanenti, soprattutto in Alto Adige e nel Sud Tirolo. Permanenti, cioè da luoghi dove trascorri 3-4 mesi durante l'estate per portare le bovine all'alpeggio, diventano paesi. Allora questa trasformazione non è casuale, ma è stata incentivata dai decisori politici. Mainardo del Tirolo introduce dei privilegi, degli incentivi per coloro i quali dovevano trasformare le malghe in masi stabili, cioè trasformazione tra l'insediamento stagionale estivo e l'insediamento permanente, cioè dove vivi tutto l'anno, ben inteso entro certe quote. Ma attenzione, il cambiamento climatico ha portato all'insediamento stabile fino a oltre 2000 metri. Nel 1200 a Juf, nel cantone dei Grigioni in Svizzera, si coltivava grano. Le vendemmie si facevano ai primi di agosto come quest'anno, o addirittura alla fine di luglio, nel 1200, no? Io ho i dati riportati da Leroy Ladurie. Quindi questo è, la vite si era spinta a oltre i 1500 metri. Poi è riscesa con la piccola glaciazione, attestandosi intorno ai 1200-1300 metri di altitudine. Però questo era un fatto senza precedenti. E poi c'è il massimo della colonizzazione d'alta quota, che è quello delle Alpi centrali, dei Walser. Perché la diaspora Walser, cioè dal Vallese alle Alpi Lombarde, alle Alpi Svizzere, alle Alpi, anche a una parte del Piemonte orientale della Valle d'Aosta, è possibile perché valichi a 4000 metri vengono transitati con la sommeggiatura. E io ho voluto andare a fare una verifica negli archivi cantonali svizzeri, il passo del Teodoro, dove c'è il ghiacciaio del Prato Rosà, che adesso si sta ritirando, sci estivo, e sono attestati nel 1200 transiti di 15 carovane di muri al giorno. Questo è un dato molto chiaro e documentato. Poi abbiamo il clima cambia e intorno al 1500 comincia ad arrivare il freddo. Alla fine del 1500 cominciano a registrarsi fenomeni di raffreddamento della Terra che toccheranno il picco nel 1600 a causa per fenomeni astrofisici, non certo per fenomeni imputabili all'azione dell'uomo, e cioè il fenomeno delle macchie solari.
effetto Maunders, quello studiato, scoperto da un astrofisico britannico, inglese, che era di nome Maunders, si chiama effetto Maunders. E quindi tra la metà del 600 e la metà del 700 i ghiacciai riprendono a riformarsi, aumentano, le temperature si abbassano drasticamente, anche qui i diari dei parroci dei paesi ci dicono che l'estate non esisteva quasi più. Ho letto anche questo in un archivio, eccetera. Un parroco dice quest'estate non ho potuto più seminare orto, che neanche l'insalata ha potuto crescere. Da qui deriva il fatto che in molte zone dell'Appennino il 5 di agosto si festeggia la Madonna della Neve. Perché si festeggia la Madonna della Neve in agosto e non a gennaio? Perché il fatto sensazionale è che nevicava in piena estate. E quando è che nevicava in piena estate? Durante la piccola glaciazione. Quindi dalla fine del 500 alla metà dell'800, quando poi il clima cambia di nuovo e arriviamo ai nostri giorni. E il 1600 è stato l'anno terribile. Frane, distruzione, i ghiacciai avanzavano, portavano via tutto, interi paesi sommersi. Piuro in Valchiavenna, cioè formazione di laghi di sbarramento, proprio per effetto, no, di questa mutazione geomorfologica, il lago di Alleghe, no, i laghi da sbarramento, eccetera, perché il ghiacciaio spingeva e le morene precipitavano. No? Quindi il 600 è stato un anno terribile, gli insediamenti alti ai 2000 metri, i masi a 2000 metri non potevano più sostenersi, perché chiaramente le temperature non lo consentivano, l'estate non c'era più, neanche l'alpeggio, neanche insediamenti stagionali potevano essere. E allora c'è la discesa in basso. Questo determinerà una grossa crisi alimentare, una grossa crisi sanitaria. E qual è l'effetto eclatante che poi molti non considerano, ma è la peste del 1630, la peste manzoniana. Leggendo tra le righe di molti scritti, romanzi, opere letterarie, si scoprono poi cause che sono riconducibili a questi fattori. La peste manzoniana è la conseguenza di quel crack climatico che gli storici del clima chiamano la piccola età glaciale, in cui non si poteva più coltivare nelle terre più alte, non era più possibile procurarsi le proteine animali per il venir meno dell'allevamento, e quindi dell'alpeggio, del pascolo, eccetera, e anche quelle vegetali, per il venir meno dell'agricoltura, eccetera, eccetera. Quindi 600 è stato l'anno, c'è stato un avanzamento delle macchie solari enorme, e per cui, diciamo, non un effetto serra, come quello della serra di oggi, ma un effetto certamente di oscuramento dell'incidenza della radiazione solare sulla superficie terrestre. Quindi un avanzamento dei ghiacciai enorme fino al fondovalle, e la Chiesa reagisce organizzando processioni per fermare i ghiacciai. In tutto l'arco alpino sono documentate costruzione di cappelle, costruzione di piccole chiese e soprattutto l'organizzazione di pellegrinaggi, no? Con cui le comunità cercavano di propiziare, no? L'intervento divino per fermare l'avanzata dei ghiacciai. Questo è quanto. Ecco, questo è uno scenario che si viene a definire in maniera enorme. Un altro aspetto della geopolitica è quello rappresentato dal cambio di paradigma del cosiddetto modello oro-idrografico. Che cos'è questo? Ecco, allora qui prima abbiamo parlato di comunità alpine autogovernanti, quindi basate su degli statuti di autonomia, eccetera, eccetera. Il Sacro Romano Impero come riferimento di carattere generale che lasciava massima libertà alle comunità di autogovernarsi. Ma nel 600 cosa succede? Succede che cominciano a farsi strada gli stati nazionali. Primi tra tutti la Francia, che è il più vecchio degli stati-nazione. E lo Stato nazionale deve modificare, per forza di cose, proprio per riorganizzare la vita politica, sociale, amministrativa all'interno del territorio, deve creare il sistema confinario. Ecco, allora qui abbiamo veramente la frattura. Il fenomeno
di questa nuova teoria o dottrina geopolitica, chiamata dottrina geopolitica idrografica o delle acque pendenti o dello spartiacque, comincia a farsi strada a essere applicata nei Pirenei, non nelle Alpi, nei Pirenei. Con il Trattato dei Pirenei del 1659, cosa succede? Succede che il confine tra la Francia e la Spagna, invece di passare come in tutti gli stati di montagna medievali all'imbocco delle valli, cioè le chiuse, no? Ecco, le chiuse erano i confini amministrativi dei territori degli spazi alpini. Invece di passare attraverso le chiuse, cioè, o strette, che dir si voglia, anche qui ce ne sono tante, vengono spostate sulla linea dello spartiacque principale, cioè dove le acque si dividono, cioè dove le acque vanno o in una direzione o nell'altra. Questa è stata una rivoluzione, si chiama dottrina delle acque pendenti, no? Francese, ligne de partage des eaux, linea delle divisioni delle acque, ecco, o dottrina dello spartiacque. Nei Pirenei, a quel punto lì, il confine tra la Francia e la Spagna, invece di passare all'imbocco delle valli dei Pirenei, viene portato sulla cresta principale. E allora un paese che era a scavalco, come in tutto l'arco alpino, dello spartiacque principale dei Pirenei, cioè la Catalogna, viene divisa in due, una parte va alla Francia, una parte va alla Spagna. La questione catalana ancora oggi è aperta, è una delle questioni aperte di carattere non geopolitico. Lo stesso vale per i Paesi Bassi, per i Paesi Baschi. La questione basca nasce esattamente così. Nasce esattamente così, perché i Pirenei del nord danno origine alla questione basca, i Pirenei del sud alla questione catalana. Da noi la questione sudtirolese. E così via. Allora, che cos'è che è cambiato? È cambiato il fatto che le comunità, cioè la geopolitica degli stati di passo di cui parlavamo, dei passate, era basata sul concetto molto utilitaristico, molto economicistico, che per far sopravvivere una comunità bisognava sfruttare i due versanti e che il passo deve essere un luogo strategico di controllo del territorio. E quindi se ne guardavano bene dal fissare un confine e poi una frontiera dove si dividono le acque. Ma le comunità premoderne, chiamiamole così, perché è la modernità che ha rotto il paradigma, le comunità si insediavano a scavalco. A scavalco. Ecco, questo in pratica lo riscontriamo su tutto l'arco alpino. Nei Pirenei questo modello cessa nel 1659, nelle Alpi viene esportato dai Pirenei alle Alpi nel 1713 col Trattato di Utrecht. La dottrina ora idrografica si basa su che cosa? Sul concetto che le creste e i fiumi sono quelli che decidono il sistema confinario. Non più ragioni di carattere economico-sociale, perché le ragioni medievali erano economico-sociali. Ora non lo sono più, sono ora idrografiche, cioè creste delle montagne e fiumi. Perché lo Stato nazionale non accetta lo scavalco, riporta la montagna al concetto di barriera, che era quello dell'antica Roma. Non deve essere più una cerniera, deve essere una barriera dove ci metti il gendarme, dove ci metti la polizia di confine, dove ci metti, e quindi rendi più difficile il passaggio. Perché lo Stato nazionale è uno Stato che non è più uno Stato alpino. La capitale, cioè il capoluogo, il centro di potere politico è lontano dalla montagna. E allora la montagna fa comodo come barriera, come elemento divisorio, non più come elemento di passaggio. Ecco il modello francese. Questo è il modello francese, no? Che, ripeto, da Pirenei in poi, nelle Alpi dal Trattato di Utrecht, arriva fino alla Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è stata l'ultimo atto dell'applicazione della dottrina dello spartiacque, a parte i redentismi, ma questo è, da questo punto geopolitico, questo è. Con qualche appendice nella Seconda Guerra, qui negli estremi dell'arco alpino, e cioè nelle Alpi Giulie, la Slovenia, la Valle dell'Isonzo, eccetera, e nelle Alpi marittime occidentali con la Francia.
Questi sono stati gli ultimi atti, no? Trattato di Prima Guerra Mondiale, Saint-Germain, e Seconda Guerra Mondiale, Trattato di Parigi del 1947. E qui allora la montagna cambia, perché qui c'è un passaggio strutturale. Allora, questo cambiamento della geopolitica, da che cosa deriva? Deriva dal pensiero geografico del Seicento, che rimanda al pensiero filosofico del matematico e filosofo Renato Cartesio, René Descartes. Il cartesianesimo si basa sul concetto della geometrizzazione dello spazio, cioè lo spazio controllabile deve essere uno spazio misurabile, quindi il modello matematico-statistico, spazio misurabile, che non era il concetto delle comunità alpine medievali, perché il concetto delle comunità alpine era quello di poter disporre del pascolo da una parte all'altra, oppure di avere un passo aperto come cerniera. A questo punto non è più così. A questo punto lo spazio diventa misurabile. Allora qual è l'elemento di certificazione che ti dà la chiarezza è quello del bacino idrografico. Attraverso il bacino idrografico io ho gli elementi certi, cioè ho la linea displuviale, ho la sorgente, ho gli affluenti e ho il bacino, che io posso delimitare in maniera perfetta, mentre il sistema di confinazione premoderno no, era incerto, era variabile, non rigido ma variabile. Il passaggio dalla variabilità di confine alla rigidità è il passaggio tra confine e frontiera. La frontiera è la rigidità, no? Ecco, da qui deriva il fronte, tutto il lessico militare, eccetera, eccetera. Dal 1713 poi le Alpi in Europa diventano terreno di guerra. Mentre prima gli scontri erano basati su conflitti determinati dall'accaparramento dei pascoli, erano solo quelli, era l'accaparramento poi diventano invece il controllo delle linee displuviali come garanzie di sicurezza per gli stati nazionali. E allora la montagna diventa steccato, diventa barriera, diventa la muraglia, ritorna ad essere così. Il paradosso è che in età moderna noi abbiamo ripristinato un concetto che filosoficamente rimanda all'antichità romana, non all'epoca medievale. E quindi abbiamo chiuso fino a quando? Fino al dopoguerra, al secondo dopoguerra, quando quei politologi e politici lungimiranti hanno intravisto l'idea di una riproposizione del modello carolingio, che non è, ripeto, purtroppo è stato applicato male, è pieno di difetti, lungi da me l'idea, però l'idea filosofica e politologica è un'idea neocarolingia, cioè l'idea di avere una cornice sovranazionale all'interno del quale le diverse entità, nelle loro differenze, dei loro confini interni amministrativi, però si riconoscono in un'entità sovranazionale. Questo è il concetto carolingio, di cui le Alpi erano il baricentro, il fulcro. Quindi questo è veramente l'elemento centrale. Questo criterio è appunto della linea di divisione delle acque, poi è arrivato fino ai nostri giorni, a parte appunto il modello europeo. L'unico paese che non ha applicato questo modello è la Svizzera, perché in Svizzera il sistema di confinazione elvetico ancora oggi è quello basato sul concetto medievale, tardo medievale, non moderno, quindi non basato sulla teoria idrografica, ma basato su spazi a scavalco dello spartiacque principale. Ecco, questo è con tutto quello che implica, no? Quindi anche dal punto di vista delle culture, il pluralismo culturale, il pluralismo linguistico, no? E il fatto che non più uno Stato, una nazione, no? Ma uno Stato e più nazioni, come era l'impero asburgico, è rimasto solo la Svizzera. Ecco. E questo implica, quindi non una lingua dominante, ma una pluralità di lingue, ognuna delle quali ha un proprio diritto di cittadinanza, e così via. Ecco, l'unico esempio è quello. Ma questo perché? Dite, come mai la Svizzera? Non perché? Come mai gli altri
paesi confinanti, la Francia, eccetera, non hanno convertito a questo modello, ma semplicemente per il fatto che dal 1515 la Svizzera è neutrale e quindi, avendo la neutralità politica, non si è mai trovata nelle condizioni di dover negoziare il sistema confinario. Ancora oggi i trattati che regolano i rapporti tra la Svizzera e gli stati confinanti, tra cui l'Italia, sono basati sul concetto di confine mobile. Col cambiamento climatico in atto, forse lo saprete già, c'è il rischio che un rifugio alpino del GAI passi alla Svizzera, perché in base alla dottrina del confine mobile lo spostamento del ghiacciaio, il ghiacciaio chiaramente dava una base diversa, adesso stanno facendo le misurazioni, il spostamento del ghiacciaio sposta il confine. Cioè, mentre i trattati confinari dell'Italia con gli altri paesi sono basati su elementi stabili, picchettati, con la Svizzera c'è proprio a livello statutario il modello del confine mobile. Quindi mobilità determinata da fattori geomorfologici, da fattori climatici, dai fattori più diversi. Nel corso del dopoguerra sono già stati cambiati 2 o 3 volte i confini con la Svizzera. Cioè la gente non lo sa, perché poi non è che si tratta di piccoli territori di montagna, quindi l'opinione pubblica non è neanche informata dai mezzi di comunicazione di massa. Però sta di fatto che questo è un dato reale, incontrovertibile. Quindi questo ci permette di avere una visione diversa, di capire il ruolo del passo e di capire che le creste delle montagne e le Alpi non sono delle barriere, ma sono delle cerniere intercambiabili. Io mi fermerei qui e penso di avervi già studiato abbastanza. Il concetto di confine così ben definito, quando riesci ad andare un pochino più in là, non ti dispiace prendere il comune di Tarvisio o prendere Pratodrava. Già che ci siamo, vediamo che quei pochi chilometri quadrati. Sì, c'è uno scorinamento, ad esempio qui a Cocao, fino a Cocao, quindi oltre alla serie di Camporosso, così come a San Candido, no? Ecco, ma si tratta di piccoli scorinamenti dettati più che altro da ragioni degli stati maggiori militari, ma quel concetto lì di una comunità amministrativa a scavalco del passo non c'è più al di fuori della Svizzera. La richiesta lecita, ci sono domande, ma mi pare che ecco, brava. Posso? Certo che puoi. Grazie innanzitutto a Nibale, perché ascoltarti è sempre certamente un piacere e culturalmente sempre arricchente, quindi grazie per essere tornato a Udine. 2 brevi riflessioni, più che domande, Sì. 2 brevi riflessioni, richieste è un commento da parte tua. Allora, la prima riflessione riguarda i segnali che ci sono, perché ci sono anche da noi in regione, di giovani che decidono di ritornare o di andare a vivere in montagna, ma con una consapevolezza che è ben lontana dal romanticismo di certi periodi, e soprattutto, oltre alla consapevolezza diversa dal romanticismo, è gente che ha un livello culturale alto. Penso anche a un caso di cui sono venuta a conoscenza di recente, tra Monti di Sopra, Salighiale, in questo borgo, ecco, dove c'è questa famiglia giovane e lui che lavora a livello internazionale. Quindi i segnali ci sono, e quello che chiedo a te, se sono segnali importanti, si utilizza questa definizione, ci sono numeri statisticamente significativi, o comunque al di là della statistica, i numeri indicano un cambiamento importante legato al cambiamento climatico, legato alla pandemia. Ecco, questa è la prima riflessione. La seconda riflessione, te le faccio entrambe, dopo se vuoi e come articolarle, è questa. Ok, Convenzione delle Alpi, 1991, una vita fa, mi permetti, anche se non è il tuo ruolo, ecco. Convenzione delle Alpi, la strategia europea per lo sviluppo dell'arco alpino, EUSALP, penso anche all'attività di Cipra, alleanza ci sono tante realtà, tante istituzioni, tante organizzazioni.
Eppure io non vedo una realtà sovranazionale capace di guidare i singoli stati. Ecco, chiedo a te. Ringrazio, ti rispondo volentieri perché sono due domande importanti. Allora, riguardo alla prima, certamente c'è un'inversione di tendenza, perché io ricordo che negli anni 70, 60-70, diciamo che la società alpina è rimasta abbastanza statica fino alla fine degli anni 50. Poi il salto è avvenuto a partire dagli anni 60 e la fuga anni 70, eccetera. Se andai a parlare di queste cose di una ridere, ti ridevano in faccia, oppure ti consideravano un povero tardo romantico, nostalgico, no? Di tempi ormai morti e sepolti. Poi cosa è successo? È successo che dopo il 68, la rivoluzione diciamo culturale del 68, giovani eccetera, questa idea ritorna un'idea un po' vetero-romantica, no? Di fuga, anche qui la montagna si presta sempre, no? A questa visione di evasione, di fuga eccetera. Allora ha cominciato a farsi strada l'idea del neoruralismo, no? Che nasce come fenomeno sociale in area britannica, anche francese eccetera, e che rappresenta un po' un mondo di sognatori, di giovani alternativi, che cercavano nella montagna un territorio più libero dove potesse e il contatto con la natura, no? Anche se poi dentro tra noi non conoscevano bene la natura, perché se uno conosce bene la natura non può abbandonarsi a discorsi di carattere metafisico sulla natura. La natura è un qualcosa che seleziona e ti chiede fatica, adattamento, eccetera. Quindi un conto è il sognatore, la montagna ideale, un altro è la montagna reale. Cioè io lo dico sempre anche agli amici del Gruppo Alpino, stiamo attenti a non cadere in questi equivoci. Alcune associazioni ambientaliste possono anche permetterselo, perché spesso hanno una visione di un ambientalismo ideologico. Il CAI no. Io ho sempre detto questo, il CAI non deve sposare un ambientalismo ideologico, deve sposare un'ecologia scientifica, deve sposare una visione scientifica dell'ambiente, eccetera, ma ben sapendo che è chiaro, l'uomo è vocato a trasformare il mondo e quindi deve farlo entro certi limiti, rispettando il limite, eccetera, eccetera. Però i neorurali erano le persone che avevano una visione, erano dei visionari, ecco come ho detto, quindi una visione idealizzata, tardo-romantica, eccetera. Tant'è vero che il fenomeno del neoruralismo poi si è consumato da solo, morto, cioè non poteva durare, no? Perché dopo un po' di tempo quello che era il principio di realtà contrastava con il principio di piacere, direbbe Freud, cioè non contrastava con una visione idealizzata della montagna. Poi è nato, ecco, questo che cosa è successo? Alla fine degli anni 90, i primi anni 2000, è cambiato un po' lo scenario. Tant'è vero che dai dati che ci vengono dalle inchieste di tipo sociodemografico, dagli istituti di ricerca sociodemografica, sappiamo che a partire dall'anno 2005 l'inversione di tendenza non è più quella del neoruralismo romantico, idealizzato, eccetera, ma è quella dei ritornanti, cioè spesso molti giovani che magari figli o nipoti di coloro i quali se ne erano andati e quindi che hanno una visione della montagna che è meno idealizzata. Certo, c'è anche una componente motivazionale forte, ci deve essere di entusiasmo, eccetera, ma conosco anche il principio di realtà e quindi questi in qualche modo ritornano, ma organizzandosi in maniera diversa, dando luogo ad attività economiche, no? Più stabili, più sicure, eccetera. E questo è un fenomeno che nelle Alpi si sta riscontrando dovunque, certo in modo talvolta discontinuo, a macchia di leopardo, eccetera, però c'è sia nelle Alpi occidentali, sia nelle Alpi centrali, sia qui, nelle Alpi orientali. Quindi è un fenomeno che sta dando i primi risultati, anche perché in ciò agevolato dalla rivoluzione digitale e quindi in qualche modo dalla possibilità di far sì che la contrapposizione o la divisione, la separazione tra centro e periferia venga meno. Molti economisti, sociologi oggi sostengono con cognizione di causa che il vecchio dualismo fordista tra centro e periferia sta venendo meno,
che io posso fare attraverso canali informatici digitali in montagna, quello che abbiamo visto col Covid, il fenomeno del lavoro a distanza, ha aperto degli scenari nuovi. Certo, bisogna potenziare la fibra ottica, bisogna migliorare la tecnologia, però è vero quello che diceva Sennett, cioè che con la postmodernità non ci sarà più la contrapposizione tra centro e periferia, o perlomeno da un punto di vista socio-economico. Questo è possibile, non è ancora applicato, ma le condizioni di possibilità sono completamente diverse. Ad esempio assistiamo a un ritorno di pratiche che sembravano quasi, non dico sepolte, ma quasi rimosse, come l'allevamento e la pastorizia trasumante. Molti giovani si stanno dedicando a questa. E sapete che negli altri paesi ci sono delle scuole di tipo di livello universitario che diplomano giovani alla pastorizia trasumante. In Francia in modo particolare, ma anche in Svizzera e anche in Germania. In Francia c'è un diploma universitario di primo livello per pastori. Adesso si sta cominciando a fare anche in Italia, mi hanno contattato, se volevo entrare nel comitato scientifico, si sta cercando di mettendo in piedi anche in Italia questo, perché c'è la domanda, c'è l'interesse. In Italia la pastorizia trasumante veniva percepita come un'attività di subalternità sociale, di reietti sociali, per cui andava bene per gli extracomunitari, ma non per la gente. Adesso questo sta cambiando, e se voi pensate che appunto in Francia si può ottenere un diploma universitario che ti dà diritto ad avere un ruolo nella pubblica amministrazione, cioè vieni pagato dallo Stato se fai il pastore transumante, no? E con tutto un percorso, un curriculum di studi adeguato, eccetera. Io sono andato a vedere, ho visto le cose interessanti, giovani universitari che raccoglievano i crediti formativi stando 3 mesi con le pecore. In alpeggio, no? E ripeto, in Germania, in Bassa Sassonia c'è, in Svizzera ce n'è una, in Trentino ci sono alcuni di questi che fanno lavori di pulizia delle scarpate, delle cose con le pecore, e con comuni che hanno stipulato dei contratti con questi pastori transumanti diplomati in Svizzera in particolare, che fanno questo lavoro. Cioè, allora qui c'è una riqualificazione del ruolo, e quindi per cui il pastore non è più percepito come un reietto, come un subalterno, come un analfabeta, ma come portatore di una professionalità. Quindi poi c'è una percezione diversa delle terre, quindi oggi c'è un momento favorevole. Cos'è che manca? O perlomeno fino a questo momento il modello tardo medievale ce lo insegna. Se avete seguito il mio discorso, il filo del mio discorso, cosa c'era nel modello tardo medievale? C'era l'accompagnamento della politica. Allora, se non vogliamo che questo fenomeno, sempre più diffuso, dei giovani che hanno bisogno di montagna, diventi un fenomeno spontaneistico e quindi destinato a fallire, ci vuole una governance del fenomeno. Questa è la differenza. Quello che è accaduto nel basso medioevo, cioè con il ripopolamento delle Alpi, con la nascita di un paesaggio alpino, come sappiamo, no? L'alternanza di spazi aperti, è successo non per iniziativa ma per l'accompagnamento della politica. Se non ci fossero stati quei decisori politici, ecclesiastici o laici, che avessero lanciato questo modello del contratto d'affitto ereditario a canone immutato, per cui col passare del tempo tu ereditavi il bene della fatica del padre, del nonno, fino addirittura ad azzerare, quindi senza indicizzazione, ma ad azzerare, no? La decima o il costo, eccetera, tu ne diventavi praticamente, diventavi quasi proprietario. Queste sono scelte che sono state fatte dai decisori politici, da quei monaci a cui ho fatto riferimento, dai principati vescovi, ma anche dai feudatari laici, che in montagna, questo va detto, si comportavano in modo diverso
da come si comportavano in pianura, perché in pianura continuavano a trattare i contadini come servi della gleba, mentre in montagna li trattavano come uomini liberi. Non è cosa da poco. Quindi oggi io intravedo non solo potenzialmente, ma anche realmente delle possibilità enormi. La vedo come monitoraggio tuttora colpino. Però vedo ancora una certa difficoltà a cogliere tra i decisori politici a tutti i livelli, nazionali, piuttosto che regionali, provinciali, eccetera, questa diciamo, urgenza di imprimere una svolta nuova, con l'alleggerimento burocratico, con tutta una serie di iniziative che in qualche modo vadano ad incentivare. Quello che è successo nel Medioevo erano incentivi. Questo è il problema. E ora incentivo a dire privilegi. Privilegi, voi sapete che nell'Ottocento, poi non voglio farvi perdere ulteriore tempo, però le comunità erano state liquidate definendo illecite combricole del popolo, le vicinie, le magnifiche comunità e quant'altro. Erano state definite così, perché tutta la proprietà e i beni fondiari dovevano essere divisi tra pubblico e privato. Pubblico e privato, non collettivo. Io adesso non voglio aprire il tema dei beni collettivi perché ci sarebbe parlato tutta la notte, ma è questo che nell'Ottocento si è inserito il cuneo tra il pubblico e il privato. Privato è il privato individuale e il pubblico è ciò che in qualche modo è in carico agli enti pubblici, comuni, province, regioni o Stato. E la legge del 27 sulla liquidazione degli usi civici, cioè delle proprietà collettive, voleva andare in quella direzione, una cartolarizzazione dei beni, per cui tutto ciò che erano le proprietà collettive premoderne, in capo alle magnifiche comunità, in capo avevano tanti nomi, universitates, eccetera, eccetera, no? Le regole, il sistema di regole, a Pezzane, ma anche in Friuli c'erano la Carnia, no? Ecco, questo sistema doveva essere chiuso, perché puzzava di vecchio, illecite combricole del popolo. Cioè, doveva essere sostituito, per cui le proprietà collettive, dal punto di vista giuridico, cosa sono le proprietà collettive? Sono beni comuni, cioè di uso comune, ma di diritto privato. Attenzione, cosa vuol dire di diritto privato? Non soggetti, non gestiti dalla burocrazia dell'ente pubblico. La legge del 27 voleva smembrare, quindi il privato poteva acquistare i beni collettivi, come è successo in Russia dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Oppure dovevano passare al pubblico. Molti di questi usi civici sono passati ai comuni. Adesso c'è l'operazione Versi, sta riscoprendo. Nel 2017 lo Stato italiano ha promulgato una legge sui domini collettivi, no? Grazie anche agli studi di un grande giurista storico del diritto come Paolo Grossi, in cui i beni collettivi vengono riconosciuti come attuali, non come vecchiume, ma come qualcosa di attuale. E il merito ancora va alla Ostrom, al premio Nobel per l'economia, no? Sui beni comuni. Ecco. Per cui adesso c'è un ritorno, ad esempio in Trentino, ma anche in Piemonte, anche in altre regioni dell'Arco Alpino, anche in Friuli, credo, c'è così la volontà di chiedere ai comuni di ricostituire le associazioni di uso civico. E quindi quelli che erano beni di uso civico, che sono stati poi assorbiti dall'ente pubblico, possono ritornare alla configurazione dell'uso civico, cioè bene collettivo ma di diritto privato, di diritto non del privato individuale, ma di diritto privato. In provincia di Trento hanno costituito nel 1953 le ASUC, cioè associazioni separate di uso civico. Ma in questi ultimi anni moltissimi comuni, anche piccoli, dicono no, noi rivolgiamo i nostri usi collettivi, no? Che in qualche modo ci danno la possibilità di essere di nuovo in qualche modo padroni come collettività, ma svincolandoci dai vincoli burocratici del pubblico. Ecco, allora qui c'è ancora la confusione in molti, nell'opinione pubblica, tra ciò che è comune e ciò che è pubblico.
Questo è un grosso equivoco, perché il pubblico ha sempre bisogno della mano burocratica. No? Weber lo diceva, cioè il pubblico, il rapporto non è diretto tra chi amministra e chi è amministrato, ma c'è sempre l'intermediazione della burocrazia. Questo è il punto. Allora, questo è, capisci? Questo è uno scenario nuovo che comincia a farsi strada nelle diverse realtà dell'Acquapino, con una certa correntezza in alcune regioni di più, altre meno, ma comunque questo può in qualche modo ridare forza, perché capite che il pubblico rischia l'abbandono, molti beni sono abbandonati perché l'ente pubblico non può investire, no, il privato singolo, a meno che non abbia una grande passione, non lo fa perché non gli conviene. Invece, ritornando a questa pratica dell'uso collettivo, c'è la possibilità di una riqualificazione ambientale e paesaggistica dei territori delle Alpi. In effetti adesso c'è molto ritorno, cioè al di là dei sentieri CAI, ci sono sempre più sentieri anche locali che vengono tentati. Sì. Ed è una cosa, penso, collegata. Cioè una partenza comunitaria. Sì, esatto. Ci sono sempre più associazioni, Sì, associazioni, volontariati, che certo, si stanno muovendo e stanno chiedendo i fondi per manutenziare i sentieri. Certo. Questo è un altro aspetto, però quello del recupero del bene d'uso, del diritto dei beni fondiari gravati da diritti d'uso civico, questa è una rivoluzione, perché sembrava, ripeto, morte sepolta nell'Ottocento, per cui per essere moderni bisognava essere pubblici o privati. Questo è. E poi ci sono le nuove realtà collettive, se vogliamo chiamarle così, che sono quelle dell'associazione fondiaria, che secondo me è una realtà interessantissima questa. Infatti, perché come logica è diversa. Allora, la ricostruzione delle azioni fondiarie, questo è cominciato negli anni 90 sulle Alpi francesi. Esatto. È cominciato lì perché le Alpi francesi soffrivano della stessa malattia, no, delle Alpi italiane, cioè il frazionamento fondiario, l'iperfrazionamento, per cui il diritto romano, il diritto latino ereditario e successorio porta a un continuo frazionamento del bene, per cui ti rimane un francobollo, no? Ti rimane niente. Allora, nel Delfinato francese, nelle Alpi del Delfinato hanno iniziato a mettere in piedi questo tipo di organizzazione fondiaria con l'apporto di giuristi, eccetera. Poi dalla Francia in Piemonte, quindi un territorio contiguo, si è cominciato a proporre questo tipo di ricostituzione fondiaria. Io conosco parecchi comuni che l'hanno fatto. E in Trentino, anche lì abbiamo fatto alcuni anni fa un congresso proprio per riproporre questo tipo di tematica e l'interesse c'è. L'unico strumento. C'è la realtà che funziona bene, certo, nelle valli della Tisone, qua da noi. Nelle valli della Tisone, certo, nelle valli della Tisone, dovevo andarci domani, ma perché bisogna passare di qua, altrimenti come si fa a parlare di agricoltura di montagna? Diventano chiacchiere, diventano enunciazioni di principio, ma come fai a parlare di agricoltura di montagna se il fondo agrario è frazionato e insufficiente? Deve garantire il reddito, no? Il minimo di... E questa è l'unica strada. Dove deve avere il Friuli? Com'è? Sì, uno è in Val della Tisone e l'altro dov'è? Paluzza e Pallaro, Valli del Dutte, Valli del Caroio. Sì, però questa funziona poco. Valli di Caroio, sì. Valli di Caroio, sì. Sì, ho sentito parlare. Questa è la strada, perché vedo che continua a diffondersi questo. E i risultati ci sono, perché dove è stata realizzata, i risultati, il terreno è stato... perché oggi il grande problema è il riservaticamento. Cioè, oggi c'è un grosso problema, che è quello del rewilding, no? Altro che rinaturalizzazione. Qui dobbiamo altrimenti nel giro di 100 anni non ci sarà più un prato e un pascolo. Anche meno di 100 anni. Meno, anche meno, no, dico 100 anni come limite. Per fortuna, dico per fortuna, per fare un paradosso ogni tanto viene là ad aggiustare i boschi. Sì. Per quello che un certo ambientalismo è per ideologico, perché non coglie questi aspetti qua.
assume come principio astratto. Piantiamo alberi. Bene, invece oggi bisogna fare la festa dei prati, degli spazi aperti, prati e pascoli, perché c'è un'avanzata della moschina che nell'Alcolpino la media è del circa l'8%, e in Trentino, dove il fenomeno è più contenuto, è del 3%. Però sono cose che spaventano, cioè da un anno all'altro cambia il paesaggio, perché chiaramente se non c'è l'intervento dello sfalcio, del cespugliamento, dello spietramento, eccetera, piano piano si formano cespugli, sì. poi dall'acqua il processo naturale diventa boschina, e va bene, prima di, e poi diventa selva, no? E se non c'è il mio intervento restiamo qua fino a domani mattina. Aspetta, hai saltato però un Sì. pezzettino. Il discorso del Covid è stato molto sì, importante, certo. perché per esempio io stesso, che ho la casa sul Notaiur, invece di stare in appartamento come si vedeva per Certo. televisione, la gente ha cominciato a usare la Certo. libertà. Sta cambiando. Però oggi sta portando un problema, poi chiudere, ma oggi ha innescato il fenomeno del dopo Covid, ha innescato il fenomeno dell'overturismo. Bene. Overturismo, cioè di una pressione incontrollata di presenza turistica ingovernabile quasi, ingovernabile. Psicologicamente spiegabile proprio come fenomeno di evasione. E ne fa le spese del soccorso alpino, Esatto. che va a tirare giù tutti. Questo è. Quello secondo me è anche dovuto a scarsa educazione. Beh, certo. Perché Ma quello era già prima. Se fino a ieri hai frequentato le scale mobili del centro commerciale, non puoi pensare al giorno dopo. Se fino a ieri hai frequentato le scale mobili del centro commerciale, non puoi pensare ad andare domani in montagna senza neanche cambiarti le scarpe. Così è. Quindi, Allora, c'è anche una parte che i nomadi digitali che potenzialmente sarebbero il futuro, dal mio punto di vista il presente, si spera che siano il futuro, però bisogna passare anche dai datori di lavoro, perché i datori di lavoro con vecchia mentalità ti vogliono in ufficio. Cioè io ho lavorato 4 mesi in smart working benissimo e poi per necessità dall'alto devi tornare in ufficio, perché se non sei in ufficio non ti vedo lavorare. Quindi finché non si scioglie da ma questo è un problema del cambiamento culturale. mentalità, ma i cambiamenti Rientra culturali, il cambiamento culturale. non si realizzano da un giorno all'altro, Da un giorno purtroppo. all'altro. Sì, vanno come un po'. Ecco. Invece io a questo punto mi tocca concludere perché si sta facendo tardi. Come si dice, soldando il panorama valeva la gita, no? Cioè io sapevo che Annibale sarebbe stato veramente, ecco, sapete che questa conferenza è una delle 3 che concludono il ciclo che abbiamo, il progetto che abbiamo fatto quest'anno, che si chiamava Passi nella Storia. È stato un progetto che ha funzionato molto bene, ci ha dato risultati molto interessanti, e questa conferenza di stasera ne è la riprova. Ecco, un livello altissimo e la collaborazione di tanti volontari della SAF. Ecco, ringrazio quindi Annibale per essersi reso disponibile. Io sapevo che valeva la pena, ma è che ho insistito fino a sufficienza a riuscire, ma non con lui, ma ecco, come sì, sembra che noi abbiamo il ruolo di accompagnare la gente in montagna, ma se non abbiamo la cultura per capire la montagna, che la cultura per capire la montagna è fatta di storia, di geografia, di geopolitica, come ha enunciato lui. È inutile portare la gente in montagna, uno parte da Ule e torna a Cassone e non ha capito niente. Questo era lo scopo iniziale dell'origine del bambino. Certo, la culturazione rispetto alla montagna. E io vorrei che questa sera in sala ci fosse stato qualche politico, qualche amministratore, ecco, perché credo che questi discorsi andrebbero fatti a chi ha la possibilità decisionale perlomeno di indirizzare certa linea di scelta, ecco. E vorrei che invece la coscienza, ci auguriamo tutti che questa coscienza
della centralità della montagna rispetto all'Europa futura diventi una coscienza generale e diffusa. Ecco. Quindi ringrazio Annibale per averci sollevato questi temi, questi dubbi, per averci dato queste risposte. Ecco. Sì, io penso di aver fatto cosa gradita a tutti i presenti. Ecco. Vi saluto e vi ringrazio per la vostra presenza. Grazie. Bravissimo.